Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo del settore florovivaistico veneto, un comparto, come del resto anche tutti gli altri, che quest'anno, un 2020 un po' particolare, ha vissuto alcune difficoltà. L'occasione per farlo è stata la pubblicazione di un report che troverete sul sito di Veneto Agricoltura, proprio dedicato al settore del florovivaismo. C'è con noi il dottor Renzo Rossetto, stesore del report, e al quale chiediamo immediatamente come è andato questo 2020 per il settore, con uno sguardo anche al 2019 ovviamente. Sì, buongiorno a tutti, ciao Renzo, e grazie per l'occasione. Allora, il 2020 per il comparto florovivaistico è stato veramente un anno molto difficile a causa delle chiusure imposte dal lockdown per il contenimento del Covid-19 che ha colpito le strutture di vendita del comparto proprio nei mesi primaverili in cui di solito si realizza la maggior parte del fatturato annuo. E quindi le grandi strutture come i Garden non hanno potuto vendere il prodotto che era già presente nel punto vendita. Riusciamo a dare qualche numero del comparto, tanto per inquadrarlo, per capire la consistenza del settore florovivaistico veneto? Certo, allora il comparto bisogna dire che arriva da alcuni anni di transizione in cui c'è una continua riduzione del numero di aziende che nel 2019 si è portato a poco più di 1400 e delle superfici che sono scese attorno ai 2600 ettari e anche delle produzioni. Nel corso del 2020, dalle stime che abbiamo realizzato, è possibile dire che probabilmente quest'anno ci sarà purtroppo una riduzione del valore della produzione che si potrebbe aggirare attorno al 20-30% rispetto all'anno scorso. Le province più importanti venete per il settore quali sono? Anche nel 2019 ha trovato conferma che la provincia di Padova è comunque quella che vede la maggior presenza di aziende florovivaistiche, circa il 30% delle realtà regionali, seguita da quella di Treviso dove si concentrano il 22% delle aziende e poi Verona e Venezia. Da segnalare che Verona è stata l'unica diciamo, ad avere un leggero miglioramento, mentre le altre province hanno visto comunque una riduzione delle superfici e delle aziende. E cosa produciamo nel Veneto per il settore florovivaistico? Senza entrare troppo nel dettaglio, perché le tipologie produttive sono molte e molto ampie, diciamo che circa oltre l'80% della produzione riguarda prodotti vivaistici, cioè prodotti che poi vengono rivenduti ad altre aziende impegnate nel settore. Cosa vuol dire? Che la maggior parte della produzione sono prodotti di vivaismo orticolo, quindi le classiche piantine, che poi dopo vengono utilizzate dalle aziende agricole, e il vivaismo frutticolo e viticolo, anche qui vengono prodotte le piante da vivaio che poi vengono riutilizzate dalle aziende agricole per la maggior parte. Le piante finite, che quindi quelle che vengono vendute direttamente ai consumatori, incidono circa per il 17% della produzione regionale. Allora Renzo, andiamo in chiusura, in questo panorama non certo, come dire, facile, tutte le difficoltà che il comparto ha vissuto, però c'è un numero positivo, un dato positivo, che è quello del saldo commerciale di piante vive. Ce lo spieghi un pochettino e poi andiamo a chiudere. Sì, la nota positiva di quest'anno, nonostante appunto le difficoltà del Covid, è che il saldo commerciale di piante vive, che sono la principale tipologia produttiva che viene realizzata in Veneto, è migliorato. È sempre negativo perché storicamente il Veneto importa valori superiori rispetto a quelli che esporta, però quest'anno c'è stata una forte riduzione delle importazioni che sono diminuite del 10%, mentre le esportazioni sono leggermente aumentate, anche probabilmente per cercare di sopperire alle difficoltà di vendite interne. E questo ha fatto sì che il Veneto sia praticamente l'unica regione in Italia che nei primi 6 mesi di quest'anno ha avuto un miglioramento del saldo commerciale.
Bene, ringraziamo il dottor Renzo Rossetto per averci fatto questo breve quadro, ma ricordiamo che chi fosse interessato ad avere tutti i dati, tutti i numeri del comparto, li troverà nel report appena pubblicato che è disponibile sul sito di Veneto Agricoltura. Un arrivederci a tutti e alla prossima occasione.